la batteria per questa 1000 metri. Tanto abbiamo un cagnolino che partecipa all'esterno incitando le atlete. Abbiamo due atlete della Scani Club Pertichese che si sono portate in testa, Rossi e Bortolato. Al passaggio di San Giorgio delle Pertiche, dove, ripeto, tra il 5 e il 7 di luglio andremo a vedere i campionati italiani pista, categoria allievi junior e senior. Intanto al passaggio sarà suono della campana e ora vediamo da qui in avanti, vediamo chi si indurisce e chi si scioglie. Intanto resta in testa Bortolato, seguita da Rossi. Resiste l'atleta di San Giorgio delle Pertiche. Sembrava che l'atleta del Noi Team Bovolone avesse la forza per provare, ma è stata respinta nel suo attacco, quindi restano al comando le due atlete dello Scani Club Pertichese e va a chiudere Bortolato davanti ad una stremata Rossi e poi via via tutte le altre. Abbiamo ancora atlete in gara. Oh, non fare così, era stremata in lacrime. Ed ecco l'ultimo atlete arrivare, dai, forza, forza, Ale. La fissione. E intanto è partita la seconda batteria. Fioretto, Scarpa, Tomasi, Spolone, Reggiana, Pressotto, Viaggiosa. Della Scani Club Pertichese in testa, nel mezzo la piccolina dell'HP Padova, ma torna sotto anche le Aquile di Spilimbergo. Andiamo a vedere come si presentano sul rettilineo di arrivo. Quando passeranno vedranno il contagiri a -2, gruppo compatto in fila indiana ed è ora continua nella sua azione l'atleta Fulana, che piano piano guadagna metri. Ora tenta di reagire l'atleta del Noi Team Bovolone, che vuole andare a chiudere quel buco. Zanchettin cerca di andare a chiudere il buco. Ora all'esterno anche quello di 31 Scarpa. Dai Anna, vai adesso, tira fuori tutto, Dai Anna, forza, dai che è l'ultimo. Che esce all'esterno, si porta in prima posizione l'atleta della Polisportiva di Casier. Attenzione, perde un passo, stremata dallo sforzo l'atleta del Noi Team, lascia restare in piedi Incre.
A meno 3 sì, certo, che hai detto direttamente. Casier che si è portato in testa. Galassi. E subito Galassi a impostare il ritmo con Pacella che non vuole lasciargli spazio. Le due atlete di Spilimbergo anzi cercano di andare a chiudere immediatamente sull'atleta della polisportiva di Casier. Ancora in testa l'atleta del Casier. Con Villanova e Pacella. Ora è passata l'atleta della polisportiva Aquila Spilimbergo al passaggio solo della campana, ultima volta. Ed è Villanova in testa. Dell'atleta di Spilimbergo, mentre da dietro l'atleta dell'Alte Ceccato fa un cambio ritmo e si porta in terza posizione. Andiamo sulla coppia di testa con ancora Villanova in testa, vediamo se verrà attaccata da Galassi ed è così. Galassi che va a chiudere, si era indurita Villanova. 2:10 e 63 il tempo. Abbiamo ancora atleti in gara. Partite. Adesso un per pausa. In testa al gruppo che si mette subito in fila indiana con la piccola atleta della Rinascita Ravenna che vuole sfiancare le contendenti. E intanto nel doppio femminile siamo al tie break del primo set, mentre qui un ritmo assai interessante, ma è seguita da vicino, da molto vicino, dall'atleta della Speeding Club di Rovigo. Ed eccolo il passaggio, suono della campana, ultimo giro. Ancora in testa l'atleta della Nuova Rinascita, seguita da Facchin, pattinaggio Legnago. Avevo erroneamente detto Speeding Club Rovigo, in realtà è pattinaggio Legnago e si presentano sulla rete di nuovo arrivo. E non vedere se sarà una volata, e va a chiudere sotto i 2 minuti, 1:58 e 93 il tempo di Baldas. E poi via tutte le altre. All'appello le altre esordienti. Prendi il via.
Maia, la quinta batteria, all'esterno, batte i piedi, si apre. Un certo sbilanciamento. È partita come se dovesse fare una 200. Vediamo se avrà fatto bene i conti con la distribuzione delle energie o se poi dovrà pagar dazio a questa sua partenza certamente a razzo. Ha subito preso distanza rispetto al... Vediamo se da dietro andranno a chiudere il gap. Mi pare che c'è la possibilità di rientro per l'atleta il gruppo vedete si è ricomposto al passaggio in campana ultimo giro. Cambio passo per l'atleta di casa Maia Segala. Vediamo, sì, ormai ha definitivamente allungato ed eccola che si presenta ancora, spinge di potenza a chiudere in 2:03. Partita la sesta batteria. Va bene un po' di tattica, va bene un po' di surplus, però poi bisogna andare a fare il tempo e sicuramente il tempo dell'ultima batteria è stato un tempo più alto della precedente. È stata una batteria che si è chiusa in 1:58, al momento quella è il miglior tempo di finale perché sono tutte finali e intanto per il numero 18 riuscirà a dettare un ritmo in testa al gruppo interessante, gruppo che è ancora compatto in fila indiana, tutti i vagoni sono lì, non c'è staccato nessuno e al passaggio vedranno, anzi sentiranno il suono della campana. Resta ancora coperta dietro a Visentin con le due atlete del gruppo Cosmo di Noale che tornano sotto, rientrano nella partita della volata finale con Dioppo Rakesh in testa sul rettilineo d'arrivo. Esordienti maschi, prepararsi per l'appello. È partita l'ultima batteria con il Sato che si è giocato grandi portieri per 58 se non ricordo male, batteria vinta da Baldas, l'atleta della nuova rinascita, mentre qua abbiamo una coppia del gruppo Cosmo di Noale
che si è portata in testa, direi che Pesce è in testa, facilmente riconoscibile per la struttura fisica di questa esordiente che incomincia a essere seguita dalla compagna di squadra. Ecco il gruppo ancora a contatto con Capovilla ora che è andata a prendere il comando delle operazioni. Al passaggio Campana, ultimo giro. Vediamo se resiste l'atleta di Spinea. Abbiamo anche l'atleta toscana in quarta posizione dei pattinatori San Miniato. Buon signore, eccolo che si presentano sull'ultima curva all'interno, passano l'atleta di e questo è partita la prima batteria ed è Bordoni che si porta subito. Non facciamoci doppiare, avanti, sempre, vai! Bordoni Varin. Bordoni al passaggio, curva giri a meno 2 dell'atleta di casa che si Cosa hai davanti a te? Cosa hai davanti a te? Borin qualche metro di vantaggio ma torna sotto Milo Chiesaro, il piccolo Milo torna sotto. Campana e vai piccolo Milo, ma Borin resiste. Ancora Borin in testa con Chiesaro che ha cercato di sopravanzarlo, ma va a chiudere felice come la Pasqua. Borin, abbiamo ancora atleti in gara, attenzione. Ecco che la coda del gruppo entra ora sul rettilineo d'arrivo e vanno a chiudere tutti la loro fatica. Un bel applauso per questi. Ed è seguito da Maggio.
Diana Maggio, gruppo ancora compatto, allungatissimo sotto l'azione di Diana. Ora all'interno resiste l'atleta del New Roller di Porcia. All'interno ora le aquile di Spilimbergo si sono portate al comando con Battistella, seguito da Zangarini. Al passaggio suono della campana, Battistella, Zangarini. Nel mirino, vediamo se Battistella riuscirà a resistere all'attacco di Zangarini che avviene in questo momento. Cerca di rispondere Battistella, ma Zangarini è passato e si presenta in testa sul rettilineo d'arrivo ed è sprint con Zangarini che va a chiudere in 2 minuti netti davanti all'atleta del New Roller Porcia che ha fatto un rettilineo finale di carattere. Partiti. Chiudi! Si è messo in testa l'atleta del gruppo Cosmo di Noale, dettare un bel ritmo, gruppo allungato. Ricordo che la gara è sempre a tempo. Pancera in seconda posizione, anzi no, si tratta di Fiorotto. Poi D'Angelo della nuova rinascita. Questi gli atleti nelle prime posizioni di un gruppo che comprende ancora tutti i suoi vagoni. In fila indiana, al passaggio ci sarà il suono della campana. Quando decideranno di rompere gli indugi rompere il ritmo e andare avanti, ed è D'Angelo con l'atleta del New Roller di Porcia in seconda ruota, è rimasto intrippato in mezzo al traffico. Presti, vediamo se avrà la forza di tornare sotto, ma sembra di no, ed è D'Angelo